Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione flash del nostro spazio informativo. Il sindaco di Pinzano al Tagliamento, Emiliano De Biasio, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata delle esequie di Graziella Mander, la volontaria della Croce Rossa italiana di 59 anni, morta in un incidente tra l'ambulanza di cui era la guida e un mezzo pesante venuto a Zoppola lungo la strada regionale Cimpello-Sequals. La Procura della Repubblica di Pordenone deciderà nelle prossime ore se disporre l'autopsia sulla salma della donna e dell'autista del mezzo pesante, il 52enne Pierantonio Petrocca di Valvasone Arzene, deceduto nella cabina del suo camion che è precipitato dopo il frontale in una scarpata. Nello schianto è deceduta anche l'80enne Claudia Clement, che si trova nell'abitacolo dell'ambulanza, con cui era stata trasportata alla clinica universitaria di Padova per essere sottoposta ad alcuni accertamenti. Sono invece in netto miglioramento le condizioni dell'altra volontaria della Croce Rossa coinvolta nello schianto. La donna, 37 anni, residente a Castelnuovo del Friuli, in un post sui social ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute. Il sostituto procuratore Maddalena Kergia, titolare del procedimento, ha disposto con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile il conferimento a un collegio di consulenti dell'incarico di riesumazione della salma di Liliana Resinovic. Lo annuncia in una nota il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. La riesumazione è stata segnalata come opportuna dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, alla quale la Procura Giuliana aveva dato l'incarico di redigere una perizia medico-legale per fare chiarezza sulla morte di Resinovic, la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso questa mattina dal personale medico-infermieristico a seguito di una caduta sulla neve causata da un malore nella zona delle piste piccole a Sappada. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'elisoccorso. L'equipaggio ha preso in carico l'uomo, che è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine in codice giallo. Sul posto il soccorso piste. Luigi Di Ruscio, 60 anni, originario di Bari, è il nuovo questore di Gorizia. Prenderà servizio lunedì prossimo. Sostituisce Paolo Groppuzzo, andato in pensione il 31 dicembre. Per Di Ruscio si tratta di un ritorno nel capoluogo isontino da Trento, dove si era trasferito 3 anni fa. A Gorizia aveva prestato servizio per molti anni come vicario del questore e sovrintendente della divisione anticrimine. Nel corso della sua carriera ha ricoperto vari incarichi direttivi, partecipando o dirigendo le indagini relative a casi di rilevanza nazionale, come il sequestro Soffiantini e la strage di Natale di Udine del 1988, in cui morirono 3 agenti di polizia. Chiudiamo qui questa edizione flash, grazie come sempre per la visione all'ascolto e vi ricordiamo che le ulteriori news le potete consultare sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.